Benvenuti, oggi è giovedì 22 agosto 2024. Il sole sorge alle 6:21 e tramonta alle 19:44. La luna sorge alle 21:24 e cala alle 9:19. Oggi si celebrano i santi Fabrizio e Filiberto. Il nome Fabrizio ha origine latina e significa fabbro artigiano. Il nome Filiberto ha origine tedesca e significa persona illustre. Il 22 agosto è la giornata mondiale del latte vegetale, World Plant Milk Day, istituita nel 2017 dal cofondatore del magazine plant-based New Robbie Loki, in collaborazione con il gruppo internazionale di sensibilizzazione alimentare ProVeg. L'obiettivo dell'iniziativa è far conoscere alternative al latte vaccino e sensibilizzare la popolazione su aspetti che riguardano la salute, il rispetto per l'ambiente e il benessere degli animali. Con la denominazione latte vegetale si intende in generale l'insieme di bevande di origine vegetale idonee al consumo umano. Gli ingredienti più spesso utilizzati sono mandorle, cocco, soia, avena e riso. Sono 45 le candeline per l'ex attaccante del Catania Giuseppe Mascara. Nato a Caltagirone e cresciuto a Comiso, inizia a giocare nell'oratorio della parrocchia. Celebre il suo gol con un tiro al volo da 50 metri allo stadio Barbera durante il derby col Palermo, il 1 marzo del 2009. Per questa rete ha ricevuto il premio come miglior rete dell'anno al Golden Goal. Restando nel mondo del calcio, festeggia a 27 anni il calciatore argentino Lautaro Martinez. È uno degli attaccanti più corteggiati a livello europeo. Dal 2018 milita nell'Inter, con cui ha raggiunto una finale di Europa League e vinto un campionato italiano, una Coppa Italia e una Supercoppa italiana. Con la nazionale argentina è diventato campione del mondo nel 2022 e campione del Sud America nel 2021 e nel 2024. Infine, oggi compie 44 anni l'attrice comica Valeria Graci. Nel 2001 forma insieme a Katia Follesa il duo comico Katia e Valeria e per 10 anni fa parte del cast di alcune trasmissioni TV, tra le quali Colorado Caffè, Zelig Off e Scherzi a parte. Nel 2012 il duo si scioglie. Dal 2014 lavora come inviata per Striscia la Notizia. È il 22 agosto del 1902. Viene fondata a Detroit la Cadillac Automobile Company, destinata a diventare un marchio di gran lusso. Dal 1908 parte della grande famiglia della General Motors. Promotore dell'iniziativa è William Murphy, un commerciante di legnami, tra i primi azionisti della Ford Motor Company, che le dà il nome dell'ufficiale francese Antoine de Lamont Cadillac, al quale si deve la fondazione nel 1701 della città di Detroit. Ma perché le punture delle zanzare provocano quel fastidioso prurito? In questo periodo vi sarà sicuramente capitato di avere qualche puntura a causa delle zanzare. Dopo aver bucato la pelle, le zanzare iniettano un liquido anticoagulante, grazie al quale riescono a succhiare il sangue delle loro vittime prima che si secchi. Il fastidioso prurito e l'arrossamento sono dovuti alla reazione allergica, più o meno evidente, a questa sostanza. In realtà a pungere sono solo le femmine, che hanno bisogno del sangue per portare a maturazione le uova. Buongiorno ai 12. Oggi il Sole entrerà nel segno della Vergine, dando il via alla stagione zodiacale del segno zodiacale secondo di Terra nella ruota dello zodiaco, mentre la Luna si trasferisce in Ariete. Cosa accadrà nel cielo? Vediamo. Ariete, la Luna con Mercurio toccandolo appena assolutamente trasporta nei vostri gradi una marea di emozioni nuove, voglia di mare, voglia di sentimento e di amori che non sembrano
sembrano più impossibili, quindi credeteci per davvero. Toro, il sole da oggi farà il buono con voi e vi ricaricherà di energia regalandovi tutta la forza di un trigono che in questo momento un po' fatto di alti e bassi è sicuramente un toccasana. La bella Venere è ancora in trigono, anche se gli aspetti planetari complessivi non le fanno dare proprio il meglio di sé. Confidate comunque in un miglioramento più o meno costante. Gemelli, la giornata di oggi prevede l'inizio della quadratura del Sole ai vostri gradi, mentre invece la Luna risulta amica e vi porta tutta una serie di emozioni, come una marea, come in una nostalgia, in una rimembranza di cose, di corsi e di ricorsi storici che vi commuovono un po'. Cancro, la luna di oggi è una luna ipersensibile assolutamente, anche se entra nel segno a voi incompatibile dell'Ariete, per qualche ora toccherà Nettuno, regalandovi quindi una marea di sogni, emozioni e tutta una serie anche di percezioni molto ma molto particolare. L'entrata del Sole in Vergine per voi è una buona notizia, perché tutto diventa più comunicativo su una base pratica e finalmente cominciano ad arrivare delle belle notizie. Leone, una giornata oggi che prevede una luna amica e un Sole, il vostro Sole, che vi abbandona per entrare nel segno della Vergine, un Sole che vi ha dato tanto e che vi lascia con un Mercurio un po' silente e retrogrado nei vostri gradi. Troverete comunque la maniera per argomentare meglio dentro le mura di casa. Per adesso un po' di socialità bandita, spese per qualcuno in famiglia. Vergine, bene, oggi è proprio l'inizio della vostra stagione, il Sole è arrivato a rischiarare, a darvi energia, la Luna ha smesso di opporsi e quindi di crearvi delle sciocche paure emotive. Quando il Sole sarà più vicino alla Venere, che è già molto avanti nei vostri gradi, riconquisterete anche l'amore. Bilancia, Venere, la vostra Venere oggi se la vede con Saturno e vuole qualcosa di definitivo, di più forte, quasi di eterno, se vogliamo. Il fatto è che dovete cercare di vedere la realtà come quella che è e di risolvere alcuni problemi legati al tempo che a volte vi schiaccia, tempo che a volte accelera, tempo con cui dovete fare pace per essere più sereni nella vostra vita, concepita come morbidezza e armonia. Scorpione, la giornata di oggi prevede lo spegnimento del trigono della Luna, ma in compenso ci guadagnate con un bel sestile dal Sole che finalmente diventa amico, vi rinvigorisce e vi dà nuova energia. Oggi qualche comunicazione importante potrebbe venire da un curriculum lasciato da qualche parte oppure dalla comunicazione telematica di un'azienda o un ente o un amico che vi comunicherà una bella proposta. Sagittario, la giornata di oggi prevede una luna in trigono e un Sole che invece inizia la sua quadratura, per cui più rinforzati emotivamente ma stanchi fisicamente. E con Giove e Marte contro sarà un po' complicato quest'estate stare fermi e prendersi veramente un meritato riposo, ma non disperate, la disposizione degli astri si sta muovendo in senso positivo e costruttivo per farvi ottenere qualcosa di importante. Capricorno, la Luna oggi diventa nemica e quadra un po', quindi qualche distonia emozionale o affettiva. In compenso però il Sole arriva in trigono perché si sposta nel segno della Vergine e quindi più forti e rinvigoriti siete pronti di nuovo a sfidare il mondo. Acquario, giornata decisamente molto interessante perché il Sole ha finito di opporsi, quindi vi sentirete molto meno stanchi, vi sentirete più attivi, proattivi e con tanta voglia di ricominciare. Pesci, la Luna esce dai vostri gradi ma prima tocca le corde sensibilissime del vostro Nettuno risvegliandolo per un po' in quanto è in moto retrogrado. Il Sole si sposta invece nel segno della Vergine e inizia la sua opposizione, quindi adesso avrete chiarissimi gli obiettivi da raggiungere.
Il 22 agosto del 1864 veniva firmata da 12 Stati europei la prima Convenzione di Ginevra per il miglioramento delle condizioni dei feriti delle forze armate in campagna. Il documento ha gettato le basi del diritto internazionale umanitario contemporaneo, stabilendo regole universali per la protezione delle vittime nei conflitti, l'obbligo di estendere senza discriminazione le cure a tutti i militari feriti e malati, il rispetto del personale medico, del materiale e delle attrezzature sanitarie attraverso l'emblema protettivo della Croce Rossa, fondata un anno prima. Una lezione importante da imparare. Ci capita spesso di sperare, ma a volte le cose non vanno come vorremmo e finiamo per piangere dietro a ciò che è andato storto. Gli inglesi hanno un modo di dirlo molto semplice: don't cry over spilled milk, che possiamo tradurre come non piangere sul latte versato. Cosa vuol dire? Significa che non dovremmo preoccuparci per qualcosa che non possiamo cambiare più. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Diana Vreeland è stata una giornalista di moda straordinaria. Si trasferì a Londra e aprì una boutique di lingerie. Fu proprio lei a suggerire a Wallis Simpson la camicia da notte che avrebbe sedotto il duca di Windsor. Nel 1962 venne scelta per dirigere Vogue America e con il suo stile unico rivoluzionò completamente la rivista. Non erano più gli stilisti a dettare la moda, ma era Diana a commissionare gli abiti da fotografare. Tuttavia nel 1972 fu licenziata anche da Vogue, ma il Metropolitan Museum of Art la chiamò e lei organizzò la sua prima mostra. Vestì i manichini con gli abiti di Balenciaga, trasformando il gala di apertura nell'evento più importante dell'anno. Da quel momento curò ben 12 mostre fino al 1989. Morì a 86 anni per un attacco di cuore. Ci salutiamo con la frase del giorno. Se ami una persona, lasciala andare, perché se ritorna è sempre stata tua. Quindi lasciate andare tutto. Io ad esempio perdo sempre qualcosa, ma decido di lasciarla andare per stare serena e lasciare spazio a quello che arriverà. Vi auguro una buona giornata.